41 ragazzi di seconda e terza media hanno preso parte al progetto di prevenzione del disagio giovanile. Dal 6 al 24 luglio si sono trovati negli spazi della scuola di formazione professionale di Fonte ed hanno seguito gratuitamente un percorso che ha alternato laboratori manuali, attività sportive e momenti dedicati al benessere emotivo. L'obiettivo, quello di offrire ai ragazzi un'opportunità educativa durante il periodo estivo, contrastando così il rischio di isolamento sociale e dispersione scolastica. I partecipanti hanno quindi potuto sperimentare attività pratiche nei laboratori guidati da artigiani in pensione, individuati grazie alla collaborazione di CNA e Confartigianato. Ed ecco quindi, grazie alla collaborazione di diversi attori, che siamo giunti qua, in questo progetto, dove abbiamo messo assieme artigiani, insegnanti, alunni, per trasmettere anche quella conoscenza che i nostri artigiani hanno e che magari potrebbe essere perduta. È sicuramente un'occasione per fare rete, per generare attività e per generare benessere nel nostro territorio. Un'esperienza che ha favorito il dialogo tra generazioni e il passaggio di competenze e conoscenze dai maestri artigiani ai più giovani, una rete di professionisti, spiega Don Magoga. Hanno reso possibile giorni spensierati, impegnativi, divertenti, dove i ragazzi che all'inizio hanno fatto fatica ad entrare in relazione si sono poi lanciati e hanno dato il meglio di sé. Accanto ai laboratori manuali, il programma ha inoltre proposto attività sportive. Credo che l'opportunità di aver inserito anche le società sportive in questo percorso sia proprio l'integrazione che lo sport e il sociale devono avere in questo momento per realizzare insieme l'obiettivo finale, che è quello di promuovere il progetto di vita della persona. Offrire ai ragazzi esperienze positive che li aiutino a scoprire i propri talenti, a costruire relazioni significative e a guardare con maggiore consapevolezza al proprio futuro è la migliore forma di prevenzione del disagio giovanile, spiega Paola Roma.